È partita la nuova stagione del Vittorio Permac con la prima sgambata svoltasi nella serata del 9 luglio al Marco Polo Sporting Center. Questa prima seduta è stata svolta da Giuseppe Ton, ospite d'onore direttamente dal calcio maschile, intervenuto anche ai nostri microfoni. Giuseppe, una bella esperienza questa sera che hai provato ad allenare le ragazze del Vittorio Veneto Permac. Assolutamente sì, era da 12 anni che non avevo un approccio con il calcio femminile perché avevo fatto un'esperienza di qualche settimana negli Stati Uniti e tra quelle squadre che ho visitato e allenato c'erano anche delle squadre femminili e questa sera si è riproposta l'occasione grazie a Giovanni e Sergio che mi hanno chiamato e ho subito aderito a questa iniziativa, mi è sembrata carina, divertente da parte mia, spero che le ragazze non si siano annoiate, però ho visto un gruppo come sempre affiatato, lo dimostra anche in allenamento e lavorano molto bene. Visto il discorso finale non sembra proprio che si siano annoiate. Spero proprio di no, non sembra, insomma qualcosa abbiamo proposto, il primo allenamento, quindi avranno anche un po' di entusiasmo, alla fine magari erano un po' stanche, però ho visto anche le nuove arrivate subito inserite quantomeno nel rapporto con le compagne, subito ben collegate con loro e accettate dal gruppo, si vede che sono ragazze che sanno convivere e stare insieme bene. Hai visto un paio di partite l'anno scorso, quest'anno magari potrai tornare. Sì, spero proprio di sì perché visto che giocate di sabato e quindi io avrò anche una squadra di ragazzini da gestire, il 2003, che scenderanno in campo di sabato, però quando potrò sicuramente verrò a sostenere il Vittorio in Serie A. Anche in fondo, eh? La seduta ha visto lo svolgimento di vari esercizi tecnici, più esercizi di possesso palla e la finale partitella. È iniziata la nuova stagione del calcio femminile Vittorio Veneto, siamo con il DS diventato direttore generale Giovanni Bolzan. Giovanni. Sì, buonasera a tutti e ben ritrovati per questo inizio di stagione, per questa annata storica per i colori rossoblù. Quante ragazze si sono radunate questa sera qui al Marco Polo di Vittorio Veneto? Beh, le convocazioni tra affiliate alla Rosa Prima Squadra e Primavera era di circa una trentina di atlete e diciamo che 22-23 sono al campo oggi. Non sarà il primo allenamento questo perché ne seguiranno uno a settimana in base al calendario che avete stilato. C'è una novità, in questi allenamenti ci sarà presente un mister esterno. Come avete strutturato questa idea? Bah, ci sembrava un'idea simpatica, tanto a luglio volevamo fare un paio di incontri con le ragazze, uno per presentare le nuove e due per presentare i nuovi elementi dello staff, quindi ci saranno un paio di sedute questo giovedì e giovedì prossimo e poi ci ritroveremo tutti a fine mese con un paio di allenamenti per fare tutti i test fisici necessari per programmare poi il lavoro in vista di preparazione e ritiro. Le novità degli acquisti quali sono? Se adesso si possono dire tranquillamente. A parte le tre neoarrivate che sono già state ufficializzate sul sito, ce n'è una quarta del Pordenone che è Samantha Zandomenichi, che comunque è ancora ai box per un grave infortunio che ha subito a fine stagione, quindi probabilmente l'avremo disponibile tra ottobre e novembre. Poi abbiamo completato la nuova costruzione della linea di difesa, probabilmente con il miglior difensore del campionato di Serie B del nostro girone l'anno scorso, e che è Elena Virgili del Bearzi, che nonostante la giovane età ha già una buona esperienza di Serie A, visto che prima del passaggio dell'anno scorso a Bearzi ha fatto 3 anni in Serie A da titolare con il Chiasellis. Karin Mantoani che proviene dal Tavagnacco, che è una punta esterna, che magari ha tanta voglia di dimostrare quanto vale, visto che l'anno scorso non è stata impiegata moltissimo. E poi chiudiamo con un nuovo arrivo, se possiamo definire tale, con Arianna Baldan, che già dall'anno scorso si è allenata per quasi tutto il girone di ritorno con noi.
Ci sono tantissime novità, come dicevamo anche in settimana, come vediamo nel sito internet. La più grossa, credo, ed epocale per il calcio femminile sarà quella del nome e del numero sulle maglie. Sì, ci stiamo ancora. Beh, no, questa è una nuova disposizione della federazione, adesso stiamo valutando se vale la pena farlo o no. Quindi è ancora un'idea tutta da studiare, da vedere, insomma. Mister Fattorell, Sergio, ovviamente riconfermato per la Serie A. Questa sera un inedito allenamento con Giuseppe Ton del Vittorio Veneto maschile. Sì, è un piacere avere qua Giuseppe Ton che fa l'allenamento, che è uno che di calcio ne sa parecchio, così le ragazze si divertono anche un po' e iniziano a fare qualcosa, che quest'anno avremo una stagione molto difficile. E molto lunga perché partiamo praticamente a luglio, anzi abbiamo già cominciato con la primavera le ultime 2 settimane di giugno, quindi poi adesso con questa sera con le ragazze della prima squadra poi si arriverà fino a maggio, è lunga. Sì, no, le ragazze sono felici di allenarsi, le scorse settimane abbiamo fatto per il settore giovanile, che ne abbiamo anche parecchie quest'anno e come società vogliamo migliorare tanto sul settore giovanile, d'altronde gli sponsor sono sempre meno, quindi bisogna sempre pescare dal settore giovanile. E invece per la prima squadra sono arrivate delle ragazze brave, secondo me brave, giovani, ma non importa, l'esperienza la faremo in campo. Ci sarà, hai già visto magari qualche disposizione tattica anche se questo è il primo allenamento? No, per come schiererò la squadra. No, per le nuove intendo. Ah, per le nuove sì, i ruoli sono quelli, però io sono un mister che le ragazze le provo su vari ruoli, quindi. E abbiamo già visto l'anno scorso? Sì, abbiamo visto l'anno scorso con alcune, ma quest'anno non lo so, avremo tempo soprattutto quando andiamo in ritiro di provare queste cose perché siamo tutti i mattini e pomeriggi in campo insieme, quindi proverò delle soluzioni probabili da fare durante il campionato. È partita un'altra cosa, sempre dal sito internet, che parlavamo prima con Giovanni, è partita anche la campagna abbonamenti con l'ospite illustre Diego Bortoluzzi. Sì, Diego Bortoluzzi come ospite, non solo, spero ce ne sono altri. E spero che quest'anno, giocando il sabato pomeriggio e giocando soprattutto in Serie A con squadre tipo Catania, Roma, Fiorentina, Verona, Udine, che ci sia un flusso di pubblico più del solito, anche se l'anno scorso siamo rimasti molto contenti. Spero che quest'anno, giocando appunto di sabato pomeriggio, vengano parecchie persone a vedere la partita perché queste ragazze lo meritano. Continuando con Giuseppe Ton, le abbiamo chiesto qualche parere sulla prima squadra del Vittorio Veneto Falmec. Premo un attimo una parentesi per quanto riguarda il Vittorio Veneto Falmec. Quali sono le novità? Sappiamo che sei stato ovviamente riconfermato, magari non era scontato, però sei stato riconfermato. Voci, rumors della Bianca, sembra anche lui riconfermato. C'è qualche altra novità? Ma della Bianca non è ancora sicuro purtroppo perché ha molte richieste su cui valutare e sta un po' aspettando anche per altri motivi, penso che voglia un attimo riflettere su cosa si farà qui a Vittorio. È chiaro che non ci sono grandissime disponibilità, però ci sono tante novità dal punto di vista della struttura. Gestiremo in modo diverso prima squadra juniores con un rapporto più collegato, più stretto e anche a livello giovanile ci sono molte novità, c'è l'ingresso di Massimiliano Zanchetta al fianco di Fabio Zanetti per quanto riguarda le squadre giovanili di fascia più alta, quindi ci darà un ragazzo che ha giocato nel Vittorio, ha fatto il capitano, quindi porterà sicuramente esperienza e buone idee e poi un cambio di allenatori notevole a livello del settore giovanile. Per quanto riguarda i giocatori, io avevo chiesto di non smembrare la squadra, penso che bastino pochi ritocchi, sono state date delle indicazioni, ci sono chiaramente anche dei vincoli economici da rispettare, come è giusto che sia, la società non vuole far pazzie, è giusto che faccia i movimenti che può fare e che possa mantenere nel tempo, insomma è inutile promettere quello che non si può dare, quindi
se ci sarà un sacrificio sarà fatto spero per qualche giocatore, e poi il resto sarà molti giocatori da rilanciare o da far crescere, una squadra giovane ma stimolante come era l'altro anno. Ringraziamo Giuseppe Ton, in bocca al lupo per questo nuovo inizio di campionato. Crepi il lupo e grazie anche a voi, speriamo di rivederci presto.